Eccoci qua, gentili telespettatori, continua il nostro viaggio all'interno dei dissesti dei fiumi del Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi ci siamo spostati all'interno dell'alveo del torrente Torre, siamo per la precisione, come documentano le immagini, sotto il ponte della provinciale Palmarina che collega San Giovanni a Natisone a Palmanova. Ecco, questa è la situazione dopo l'ultima ondata di piena. Non è che qui ci sia passato un boscaiolo che c'è, guardate qua, sotto i piloni. Guardate qua anche l'erosione, tra l'altro, tanto ci sono anche dei lavori in corso per la sistemazione della diga, della piccola diga più a valle, eccola là inquadrata. Questa diga serve appositamente per trattenere la piena e per evitare che lo stesso ponte vada a finire a Versa, che è una località in provincia di Gorizia più in giù. Qui siamo tra il comune di Chiopris Viscone. Siamo all'interno del comune di Chiopris Viscone, già spesso il sindaco ha denunciato questa situazione attraverso la nostra emittente. Guardate qua che razza di buchi, questa è l'ultima piena, questo è successo nell'ultima piena, anche se i lavori in corso stanno cercando insomma in qualche maniera di ultimare la situazione. Noi, come potete vedere, siamo qua all'interno del torrente, d'altronde l'acqua non scherza, no? Si dice. Come al solito poniamo le stesse domande. È possibile che a cavallo del 2014, quasi 2015 per la precisione, a 30 giorni dal 25 dicembre, dovremmo scrivere la letterina a Babbo Natale per cercare di intervenire prima che il disastro si compia? Oppure dobbiamo aspettare la prossima alluvione in modo tale che il ponte finalmente vada giù e si inizi la costruzione di quello nuovo, previsto tra l'altro, perché qui ci sarà la costruzione del nuovo ponte che sostituisce in un certo senso quello che doveva essere la famosa superstrada Manzano-San Giovanni. Guardate la collinetta, questa collinetta probabilmente la chiederemo all'amico Cainero, magari se vuole inserire una tappa del Giro d'Italia, chissà, uno sterrato all'interno del torrente Torre. Questa è la situazione. Allora, qualcuno dice che si fa satira, qui onestamente c'è poco da ridere. Ora mi chiedo a chi di competenza, anzi chiedo a chi di competenza se è in grado di venire incontro alle esigenze della popolazione, magari anche del comune. Guardate qua che roba, oppure come al solito lo dobbiamo mandare a Fangala o addirittura ad Assara Fangala. Adesso, guardate qua, io adesso entro dentro nel buco e sono esattamente sotto il fiume. Guardate che roba. Le immagini, come sempre, parlano da sole, senza trucco e senza inganno. Torrente Torre, ripeto, siamo all'altezza del ponte tra Viscone e Nogaredo, provinciale Palmarina. Questa è la situazione, guardate qua, quanta roba. Tutta roba potrebbe essere recuperata, magari messa nel riciclo, ma non si può toccare, perché pensate, se io adesso mi prendo il lusso, pensate, di prendere questa ramaglia, vedete? Prendo il lusso e portarmi via questa ramaglia, rischio una denuncia. Robe da matti, succede solo in Italia. C'è anche un copertone lì, tanto per cambiare, cioè al di là dell'immondizia che c'è in mezzo. Però qui nessuno può toccare e questi stanno spingendo, come potete vedere, sotto l'arco, non di Costantino o di Costantini, facciamo la battuta, ma bensì sotto l'arco del ponte. E per fortuna che hanno dato l'ok ai lavori. Succede in Friuli, non siamo né in Calabria né a Napoli e né chissà dove, sotto la linea Gustav. Siamo in Friuli, signori miei.